Buongiorno da Portoviro, è stata una sfida per così dire all'ultimo Per una rottame, quella persona lanciata agli abbiamo un studenti special dell'ENAIP guest. Veneto di Chi è Portoviro l'altro? dal concorso Reverso. La consegna dell'azienda Adriatic No, LNG, lui promotrice sa dirlo. dell'iniziativa, era Allora, infatti sì, ben allora, precisa, intanto il premio. dallo scarto al Adriatic riutilizzo, LNG, tesoro. cioè realizzare Poi un ti oggetto di prepareranno uso il quotidiano con diploma, pezzi ok? provenienti da Special guest demolizione di stasera, veicoli, apparecchiature dismesse o raccolti dal ferrovecchio. 6 squadre in sfida, per un totale di 30 allievi del corso e qualifica triennale di operatore per meccanica auto. La giuria ha dichiarato vincitore il progetto della squadra Sgabello. Siamo qui stasera all'ENEP perché è un'eccellenza nel nostro territorio, è una scuola professionale che raccoglie i ragazzi che fanno una scelta diversa di studio perché hanno del talento manuale e lo vogliono mettere in pratica. Qui con un percorso scolastico di 3 anni dove viene data anche la possibilità di fare il quarto anno, possono dar vita ai loro sogni e quindi trovare anche lavoro nell'immediato, perché non tutti hanno la volontà e la dedizione di studiare tanti anni ed arrivare ad un diploma e magari alla laurea. Però questa scuola veramente sforna dei talenti che trovano lavoro nell'85% dei casi, quindi 85 ragazzi su 100, una volta diplomati qui all'ENEP, trovano lavoro. Perché Adriatica LNG è attento all'ambiente dove si è insediato, non solo da un punto di vista ambientale ma anche da un punto di vista culturale. Siamo sempre alla ricerca di giovani talenti e i ragazzi, con le opere che hanno presentato questa sera, dove la commissione ha dovuto comunque estrarre un vincitore ma tutti quanti sono stati bravissimi, hanno dimostrato che lo sono proprio dei talenti.